si tratta di una chiave di lettura della giornata dei diritti della donna estremamente non convenzionale, non secondo i canoni triti e tradizionali, ma innovativa. Una sala gremita, esperienze, dolori, ma anche obiettivi condivisi. Una festa della donna vista con 1000 sfaccettature, quelle che caratterizzano le donne stesse. Negli spazi dell'ippodromo Sant'Artemio, l'evento promosso da Mirella Tuzzato che ha coinvolto amministratori, enti, realtà sociali e di volontariato per scavare nel connubio tra arte e benessere e dove ancora una volta le associazioni hanno incontrato le associazioni. Siamo qui per far capire che dobbiamo fare comunità, che non dobbiamo vivere nel profondo nord, ma dobbiamo aprirci, aprire le nostre menti, i nostri sguardi, vedere il diverso non con occhi diversi, ma chiamarlo per nome. La cura del bello come cura della persona. La salute è quello stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non solo assenza di malattia, perché in realtà per noi salute significa non essere malati. Noi viviamo un cambiamento troppo rapido e non siamo in grado di spiegare i cambiamenti che abbiamo di fronte. L'aggregazione di voi come associazioni qui in sala è un tentativo riuscito di leggere un fenomeno complesso che è la storia contemporanea, oltre che i fenomeni contemporanei, da prospettive diverse. La realtà che muta di continuo, che mette alla prova, che provoca delle perdite, come per le mamme che insieme cercano di superare il lutto più grande, la perdita di un figlio. E abbiamo accolto veramente a cuore aperto la proposta di Mirella di collaborare con le altre associazioni per portare avanti un progetto, un'unione, perché giustamente l'unione fa la forza. Allora abbiamo aperto questa mattina con questi servizi arte e benessere. Voi non avete idea quanto lavoro c'è dietro questo dibattito, questa conferenza che abbiamo fatto all'ippodromo Sant'Artemio, che devo sempre ringraziare anche il presidente, il dottor Stefano Bovio, che ha messo a disposizione questi spazi importanti, ma soprattutto avete sentito, la sala era gremita, sì, era gremita, perché iniziano a capire l'importanza di partecipare, di fare comunità, di non chiudersi in se stesse. Il famoso mi novò combatta, che nomino quasi tutte le mattine, invece mi devo andare combatta, devo partecipare, devo far sentire la mia voce. E avete sentito anche queste mamme che stanno rimboccandosi le maniche per cercare di parlare ad altre mamme, ad altri genitori, ad altre persone che non riescono a capire l'importanza di dare dei segnali positivi anche a questi ragazzi, a queste ragazze, a questi diversamente giovani. Non hanno risposte, molte infrastrutture, ma manca l'ascolto. Ne parleremo questa mattina con due ospiti veramente graditi che hanno fatto parte, come avete visto, anche di questo convegno importante, che è l'avvocato Danilo Riponti, che ringrazio tantissimo. Grazie avvocato di essere qui con noi, veramente grazie. Avvocato e docente di criminologia oltretutto. Poi abbiamo Patrizio Miatello, presidente associazione Zelino Terzo da Unara, che fa parte delle associazioni, abbracciano le associazioni. Ma che bello è questo nome, se l'hanno inventato le associazioni, non la Mirella, voi dite sempre la Mirella, no, questo se lo sono inventate le associazioni, in particolare Stefania Bonduan. Allora io inizierei proprio dall'avvocato Danilo Riponti. Ecco, abbiamo rivisto, l'abbiamo sentita, risentita. Ecco, cosa ci dice dopo questa giornata che lei ha trascorso con noi, questo pomeriggio indimenticabile? Prego. È stata un'esperienza davvero magnifica. Io ti sono grato, Mirella, per avermi coinvolto in questo progetto e soprattutto per quello che hai potuto fare in quell'occasione di incontro di comunità, di solidarietà, di umanità. Sono fattori decisivi per la vita degli uomini, ma che purtroppo il modernismo, la digitalizzazione tendono un pochettino a neutralizzare, a marginalizzare. E allora è stato un momento invece di intensa solidarietà e di umanità che in certi momenti mi ha addirittura toccato, commosso. L'intervento delle madri coraggiose è stato veramente un momento straordinario. Sentiamo anche Patrizio Miatello, che è presente anche lui, poi continuiamo naturalmente. Prego Miatello. Buongiorno a tutti.
Condivido pienamente quello che ha detto il professor Riponti e io sinceramente aggiungo che ho passato una giornata di unione di queste oltre 40 associazioni che la Mirella e il suo staff sono riuscite a, diciamo, metterci assieme, che mi ha arricchito a 360 gradi. Io ho imparato tantissime cose, ma la cosa più importante è quella voglia di partecipare, perché tutte quelle persone che hanno partecipato hanno la voglia di migliorare e di cambiare. E nonostante la salita che tutti stiamo vivendo, una salita che ti porta a riflettere e dire ma chi me lo fa fare, quelle giornate, questa giornata dell'arte e benessere che assieme a tutti abbiamo partecipato, secondo me è proprio un simbolo di una partenza per fare a 360 gradi, mettere le forze e dare una mano alle persone che hanno bisogno, e tutti abbiamo bisogno, compreso io, compresa la mia associazione, tutti abbiamo bisogno. L'unione che si è creata in quell'evento, che andrà avanti con altri programmi. Domenica appunto 17 parleremo di incidenti stradali. Ecco, diciamo che sono tutte cose che fanno capire che da un piccolo inizio possiamo effettivamente pesare su chi prende decisioni, perché è ora di finirla, di dire ma è sempre colpa degli altri. Io ho trovato una carica, Mirella, io ho osservato il professore, tutti gli interventi, ho avuto delle emozioni e ho tutto in mente. Allora sentiamo cosa dice il nostro Rinaldo da Venezia, se no mi cade la linea, dobbiamo correre questa mattina, siate brevi, mi raccomando, vai. Ciao Mirella e buongiorno a tutti. Ciao Rinaldo. Innanzitutto. Purtroppo credo che facesse non benissimo. Purtroppo guarda, 5 giorni fa è stato il centenario della morte di Basaglia. Basaglia è stato un grande perché ingazerà i manicomi. I manicomi sono da 20 anni prima che iniziasse a portare da mangiare al Geoma e al Marti. Ed era una bruttura, ed era una roba da piangere. Però ingazerà i manicomi, però dava ben solo che ti reste chi ha fatto le strutture. Ma adesso è povera gente, abbandonai e assai là. Non volia che anche tutti gli sforzi che facevano gli altri, con queste associazioni, con queste robe, l'eco del boom, del quello che aveva fatto, non vada scemando e si spegna. Bisogna impacciare la candela della speranza aperta a Mirella. Adesso voi altri che ricominciare, ai giovani, deve dire queste robe, perché diventare decimi per gli altri e capire cosa che vuol dire. Sapevi regolare che facendo del bene non ti dormi volentieri, ti fa tutto più volentieri, sapendo che ti ha fatto qualcosa per gli altri, senza fare tante storie. Basta così. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, visto che hai parlato di giovani, andiamo a vedere cosa hanno combinato queste due ragazze che voi conoscete benissimo, questa forza della natura come le ho descritte io, che erano presenti con la loro associazione Ruote Libere, Sara e Alessia. Io ho conosciuto queste due meraviglie, specialmente questa meraviglia, però è questa la grande meraviglia, questo amore infinito per questa sorella che non poteva fare le cose che faceva lei, che non poteva portarla dove voleva lei, e allora si è inventata una cosa bellissima. Si è inventata un qualcosa, ma che è utile non solo per questa sorella, ma per tutte le persone che rappresenta questa sorella. Presente. Ciao a tutti, grazie Mirella e grazie anche per questa imboscata. Io appunto sono Sara, lei è Alessia, siamo
Siamo sorelle e come vedete l'Ale è in sedia a rotelle e a noi piace girare, scoprire i luoghi come presumo tutti voi. E quindi è nato tutto perché abbiamo fatto una vacanza in Toscana dove noi volevamo visitare dei luoghi, però io potevo accedervi, invece l'Ale no, per le barriere architettoniche che c'erano. E quindi è stato che io ho visitato questo museo e invece l'Ale mi ha aspettato fuori e questo è stato disagevole per entrambe, perché lei fuori si è sentita... Come ti sei sentita, Ale? Un cane. Si è sentita a disagio, si è sentita appunto un cane, e invece all'interno ho fruito molto velocemente dell'opera con il senso di colpa di lei che era fuori ad aspettarmi. E allora lì ci è venuto un pallino, abbiamo detto proviamo a fare qualcosa. E quindi abbiamo messo in atto questo nostro progetto che si chiama Ruote Libere, con il quale noi andiamo a visitare i luoghi culturali e non, testiamo itinerari e li promuoviamo. Abbiamo aperto un blog, abbiamo i nostri canali Instagram, Facebook, quindi i social, e andiamo a dare le informazioni sui luoghi che visitiamo relative all'accessibilità. E così, in questo modo, diamo la possibilità anche ad altre persone di sapere in anticipo come sono i luoghi e andarli a visitare con serenità. Quindi è partito tutto da una nostra esigenza che però non dobbiamo, come si diceva prima, focalizzarsi su di noi, sulla nostra individualità, ma da una nostra esigenza, da un nostro bisogno può nascere un'opportunità anche per gli altri. Quindi incentrarsi sulla polemica non porta a niente perché è sterile. Se invece proviamo a muovere un po' le ruote, muoverci un attimo, possiamo portare un cambiamento, per quanto piccolo, però intanto si inizia. Allora, questa bellissima ragazza, 2 anni fa, ecco, ha fatto il presepe vivente e lei era la Madonna, con San Giuseppe, senza gambe, senza braccia, e il bambino di colore nero. Abbiamo fatto un presepe fantastico. Dai, raccontala tu. Dai. Beh, dopo mi hanno chiesto come ho fatto a farlo, perché è un bambino nero. Cosa hai risposto, Ale? Spirito Santo. Ma è poco simpatica. L'anno scorso. E sai, la Mirella il tempo, non ha tempo la Mirella. Ascolta, cosa vuoi dire? Ecco, in quel momento là, perché la Mirella ha fatto questo secondo te? Perché secondo me lei voleva far vedere come una persona con disabilità può fare tutto come una persona normale. Non normale. Considerata normale. Considerata normale. Ma poi noi abbiamo fatto un'altra cosa qui all'ippodromo. Pensate che lei non era mai stata lasciata sola. E assieme alla sorella, con Sport Senza Barriere, sono venute ed erano su questi tavoli che avete visto all'esterno, che raccoglievano le domande, le richieste per partecipare. E io ho preso questa sorella, l'ho portata via e l'ho lasciata da sola. E lei ha fatto tutto il lavoro da sola. Ed è stata per lei, penso, un momento di sentirsi qualcuno, di essere presente come tutti gli altri. Ed è andata benissimo, tanto è vero che sua sorella era preoccupatissima e io continuavo a dire: guarda che lei ce la farà. Infatti ce l'ho fatta lo stesso. Allora, Avvocato Riponti, solo risentirle, guardate che sono veramente una forza della natura, sì. Sono conosciute ormai a livello nazionale, sì, pensate cosa sono riuscite a fare da sole, ecco l'obiettivo, centrare l'obiettivo per la normalità. Prego, Avvocato Riponti. Sì, in effetti l'umanità ha delle risorse e delle potenzialità che sono sorprendenti.
anche iniziative così semplici, sorridenti, piene di entusiasmo, possono muovere le montagne, possono provocare effetti sorprendenti. E io ammiro il coraggio di queste due sorelle che col sorriso hanno fatto molto per tutti noi, per la comunità, per la società civile. E io sono assolutamente convinto che la direzione che l'umanità deve prendere è questa, è quella della solidarietà. E mi è piaciuto moltissimo anche l'intervento del nostro ascoltatore. Devo dire che sono sempre molto colpito dalla qualità delle interlocuzioni, degli interventi che vengono fatti al tuo programma, Mirella. Il tema di Basaglia, della disabilità psichica, è un tema drammatico e importantissimo. E benissimo ha detto il nostro interlocutore, Basaglia era un genio a livello intellettuale. Però dopo di lui le strutture non hanno seguito questa sua alta progettualità ed effettivamente la disabilità psichica in questi tempi è in mano a volontariati, ad associazioni, il numero delle REMS sono larghissimamente insufficienti e quindi ancora una volta complimenti per aver creato un momento di riflessione condivisa tra le associazioni, che sono la benzina migliore della nostra società attuale. Avvocato Riponti, lei è anche un criminologo, ne abbiamo parlato, ecco, tutti questi femminicidi, questi stupri, io ho parlato anche col dottor Romeo che si occupa di cambiamento maschile, con psichiatri e quasi tutti dicono questi non sono pazzi, è un momento, ma uno, e poi lei spiegherà bene, è diverso da dare 5 coltellate a darne 40. È diverso, però a casa non riusciamo a capire dov'è la diversità. Qui si lavora sempre sui numeri o si deve lavorare sulle persone? Ma cosa c'entra il numero di coltellate da 3 a 40 o da 1 a 20? È difficile capire la giustizia, è una giustizia che non viene sentita dal cittadino, non viene sentita dal popolo italiano, tanto è vero che quando si chiudono i processi o le sentenze rimaniamo sbalorditi perché tutti quanti, le parti offese soprattutto, vengono fuori distrutte, pochissime hanno giustizia. Abbiamo sentito anche ieri la procura ha chiesto la condanna, tutti assolti, tutti assolti. Ma come fa una procura a chiedere la condanna? Vuol dire che ci sono dei presupposti, ci sono delle prove, poi tutti assolti. Capisce che noi a casa non riusciamo a capire, ma la giustizia è una giustizia a 360 gradi o è una giustizia a bilancia, conforme quello che hai nel piatto, quello che metti nel piatto, hai giustizia. Prego avvocato, poi sentiamo anche Miatello. Il tema è un tema di enorme portata, è un tema che dovrebbe essere approfondito e analizzato sotto diversi profili. Un primo profilo che tu hai toccato è quello della ricostruzione del fatto criminoso, il numero delle coltellate hai espresso. Orbene, la ricostruzione del fatto criminoso è un qualche cosa di molto complesso. Il numero delle coltellate, una sola potenzialmente può essere letale e può generare l'omicidio, ma il fatto che ci sia stato un numero elevato di colpi inferti alla vittima può essere sintomatico di molte situazioni rilevanti per quanto riguarda il processo penale, per esempio il dolo e l'intensità del dolo. Però il tema fondamentale è quello che tu hai toccato, il tema principale, un tema che mi occupa da 30 anni come studioso del diritto ed è il tema delle vittime. In realtà tutto il processo penale dovrebbe nascere per tutelare le vittime che hanno subito un comportamento antisociale da parte del reo. Nella concretezza però dei nostri processi, effettivamente le vittime escono sempre assolutamente direi penalizzate o marginalizzate da questi processi, escono frustrate dagli esiti e da tanto tempo, da diversi anni, si discute di trasformare tutto il sistema in termini vittimologici.
si vorrebbe inserire, io stesso sto lavorando da qualche anno, si vorrebbe inserire un nuovo comma dell'articolo 111 della Costituzione per dare alla vittima del reato la stessa parità di diritti che compete al reo per quanto riguarda le garanzie processuali. Ed è una trasformazione di civiltà che dovremo fare, ma che pare essere molto impegnativa e procede estremamente a rilento. Da avvocato, oltre che da docente, vi dico, assistere le vittime di un reato in un processo grave e delicato può essere un'esperienza estremamente frustrante, estremamente dolorosa anche per il difensore. Miatello, ecco, tu che di tribunali te ne intendi, purtroppo dobbiamo dire sotto un'altra forma, ma a livello psicologico si esce distrutti. Abbiamo sentito mamma Monica e altre mamme proprio venerdì cosa hanno detto dopo aver perso i figli, incidenti stradali, incidenti sul lavoro, scomparse, femminicidi, erano distrutte, fanno fatica, loro continuano a combattere, ma quando mai arriverà la giustizia? L'umiliazione di sentirsi dire da qualcuno, come ha detto Monica, sui social me ne hanno detto di tutti i colori perché sono troppo presente, perché combatto troppo, forse, ha detto lei, ma io lo sto facendo non solo per mio figlio, per avere giustizia di tutte le morti nel lavoro, senza contare gli incidenti stradali. Appunto domenica ci sarà un altro dibattito, sempre all'Ippodromo Sant'Artemio, che coinvolgerà anche molte istituzioni. Prego, Miatello. Ma io ho un'idea chiara. Allora, dall'esperienza che ho fatto con la tutela dei risparmiatori, ho imparato, avevo diciamo una mia idea, ma è la certezza. In Italia non esiste la giustizia non funziona e la prova ne è che quando ci sono dei reati, parliamo a livello bancario, alla fine le vittime, perché prima erano considerati speculatori, abbiamo battagliato, io per primo davanti, dicendo guarda che questi sono risparmiatori. Dopo aver fatto la lista, io ho fatto una lista con 59 suicidi che io ritengo omicidi, perché quando gli si leva via tutto a qualcuno che ha qualcosa, un risparmio, gli si leva via la serenità. Quindi la devastazione che ha portato quella cancellazione delle banche a livello sociale lo stiamo iniziando a vedere adesso. Quindi nel momento in cui si riesce a creare, a dire guardate che quelli non erano speculatori, ma erano vittime, risparmiatori vittime, abbiamo fatto creare il fondo, abbiamo trovato i soldi dei conti dormienti, sono state alleviate. Adesso qualche giornalista, posso anche dirlo, Gabanelli del Corriere, attacca chi ha preso questi 40% ecco, di soldi, dei suoi risparmi, dicendo speculatori. Ci troviamo che torniamo indietro di 7 anni di battaglie perché una professionista dell'informazione, non si capisce perché, dice ma avanzano 150 milioni, che poi sono 210 milioni, che poi secondo me, e tirerò fuori, sono 300 milioni. Cioè, quindi c'è lo Stato che con questi tutti i meccanismi porta via le rimanenze alle vittime che sono state accertate. Quindi già la giustizia non funziona, riusciamo a fare un fondo vittime del risparmio? Perché c'è stata sofferenza e c'è sofferenza, ma gli abbiamo dato anche troppo il 40%? No, perché tu stai creando una devastazione su queste famiglie. Lo stesso per il fondo vittime della strada. Devono crearsi delle associazioni perché le associazioni, quelle che portano avanti i progetti del fondo, non assistono. Ma ci rendiamo conto, adesso noi faremo questo evento domenica, sì, per le vittime del lavoro, ma ci rendiamo della strada, ma ci rendiamo conto che noi cittadini
come abbiamo dimostrato, perché guarda Mirella, il fondo vittime risparmiatori, guarda che è una cosa eccezionale, può essere una via da percorrere. Perché? Perché le vittime non vengono indennizzate da parte a livello legale, perché poi anche se condannano le persone i soldi non ci sono. Maurizio da Conservi, poi continuiamo. Ciao Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Aspetterò magari delle risposte poi dal signor Mialatello e dal professore. E dall'avvocato Riponti, Danilo Riponti. Ok, allora io parto da un presupposto, visto che si parla che alcune vittime non vengono risarcite. Allora io parto da questo presupposto. Allora, innanzitutto nei tribunali c'è quella famosa scritta "la legge è uguale per tutti". Io dico da oggi in poi che la legge non è uguale per tutti, ovvero sia la legge è uguale soltanto per quelli che hanno i soldi, che si possono difendere. Allora, mi viene da dire praticamente di quel ragazzo, faccio un esempio, che ha ammazzato quel bambino, adesso non so se lo sapete, lì a Roma. Che cosa è successo? Il ragazzo l'ha fatta franca, Mirella, non so se lo sai, purtroppo è venuto fuori, non gli hanno dato che 4 mesi Ma allora io dico, chi ha i soldi si difende alla faccia, ripeto, ascoltatemi bene, si difendono alla faccia di quelle povere famiglie che cercano giustizia, ok? Questa è una vergogna veramente assoluta per quanto riguarda sia per le famiglie che hanno perso una vittima nella strada e poi per lavoro e poi anche quant'altro, anche di quella situazione che il signor Miatello si sta battendo per quanto riguarda le banche. Quindi la legge tutela soltanto chi ha i soldi, quindi purtroppo vengono sempre penalizzati i poveri cani, diciamo, le vittime. Ecco, Mirella, io con questo ti saluto anche i tuoi ospiti e aspetto delle risposte da Miatello e anche dall'avvocato. Allora diamo la parola prima all'avvocato Danilo Riponti, visto che è anche un avvocato indipendente da criminologo. Ecco, questa giustizia che non arriva, prima Miatello citava a livello psicologico, ma vogliamo ricordarci i suicidi che ci sono stati, vogliamo ricordare queste famiglie, perché sembra che veramente non sia successo niente o poco e queste persone che sono liberi hanno spostato i soldi da un'altra parte, hanno intestato le attività altri familiari. Ma scusi avvocato, ma allora quando mai arriverà giustizia? C'è questo cartello nei tribunali, la giustizia è uguale per tutti. No, non funziona così, forse è meglio levare quel cartello. La giustizia funziona per chi è potente, questa è la verità, perché in carcere non ci sono queste persone che dalle prove si sono presi questi soldi, perché saranno andati in qualche tasca, in molte tasche, io penso, non in poche, in molte tasche di qualcuno che è diventato ancora più ricco ed è tranquillamente libero. Prego avvocato Riponti. Sono delle sacrosantissime verità. Tutto il nostro sistema giudiziario è imperniato sulla figura del reo e trascura gravemente le vittime. Questa è una verità conclamata in dottrina che spesso viene ripetuta anche nelle aule di giustizia, ma purtroppo ancora il sistema non si è trasformato in senso vittimologico. E le vittime, addirittura nei processi penali, vengono considerate come una parte ultronea, accessoria. Il processo è concepito soltanto per accertare eventuali responsabilità del reo e irrogare delle pene. Ma tutti i diritti delle vittime dove li mettiamo? Le vittime scontano sulla loro pelle le conseguenze di queste malefatte che poi in sede giudiziaria vengono perseguite. E il risarcimento, i ristori. Esiste una Grundnorm, una norma generale, che è una famosa, importante direttiva dell'Unione Europea, la numero 29, in materia di tutela delle vittime,
Però in Italia ancora non abbiamo concretezze in questa direzione. Se lo sta dicendo l'avvocato Danilo Riponti, non l'ultimo della classe. Avvocato, un momento solo perché abbiamo Livio da Padova, se no cadono le linee. Sapete quanto è importante per me sentire e ascoltare anche le persone che chiamano. Vai Livio. Mirella, ciao, un saluto al signor Miatello e anche all'avvocato. Ma rispetto a questa vergogna di questa giustizia che non funziona, ma non si potrebbe il signor Miatello rivolgere direttamente una domanda al ministro Nordio e chiedere se è possibile intervenire, che dia il suo supporto per vedere di fermare tutta questa giustizia che non pone e che non assolve sempre i colpevoli in tutto, sugli incidenti stradali, sugli incidenti per le donne, su quello che riguarda lui per cui si batte per i risparmiatori. Sentire un ministro potrebbe fare qualcosa in questo campo. Grazie. Grazie a te Livio, un abbraccio Miatello. Ma io rispondo immediatamente. Allora, noi abbiamo sempre cercato di far intervenire i politici, i vari governi, quindi abbiamo fatto istituire il fondo vittime del risparmio. C'era anche una commissione, se non sbaglio. Sì, c'era una perché commissione. Non si sa mai niente. No, c'era una commissione. Cosa che abbiamo fatto? Adesso questa è stata una missione che io ero, diciamo, nel fronte, ero avanti, sempre davanti. Diciamo che si è conclusa, a parte i 300 milioni che ci dovranno dare. Sicuramente lei ha ragione, qua deve essere il ministro della giustizia, deve essere la politica, il governo, che secondo me si dovrebbe concentrare sulle cose da fare in Italia. Cioè l'Italia sta andando in un burrone, ci si sta portando dietro tutto. Il professor Riponti ha confermato ed ha una onestà intellettuale, perché io, professore, anche con i risparmiatori ho dovuto combattere. Perché? Perché c'era qualcuno che diceva no, noi avremo giustizia dai tribunali. Invece io ero assistito dal professor Bettiol, che è un suo collega, e il professor Bettiol mi diceva: Miatello, dopo la liquidazione lei deve trovare i soldi per un fondo vittime, che lui ha scritto la legge, se no a livello di giustizia andrà tutto in prescrizione e si prende in giro la gente, cosa che invece siamo stati pochi a fare il percorso di far istituire il fondo. E allora io dico, le persone, gli avvocati, i professionisti come lei, il professor Bettiol, dovrebbero fare fronte su questa realtà. Cioè le persone si rendono conto che la giustizia non c'è. Se ci sono delle direttive europee, non si possono prendere le direttive europee quando fa comodo e quando non fa comodo si lasciano là. Allora diventa tutta una gestione che le cose concrete, perché attenzione al telespettatore dico, ma sa cosa sto facendo come associazione? È 1 anno e mezzo, te l'ho detto ancora, abbiamo trovato più di 100 milioni dell'INPS, l'INAIL altrettanto, gli abbiamo trovato soldi, avvocato. Abbiamo trovato dei soldi che hanno e non sanno di avere, gli abbiamo fatto PEC a questi enti, all'INPS, quindi sono soldi pubblici, questi neanche rispondono. Adesso dobbiamo andare con un avvocato a dirgli: va che hai sti soldi. Fermo, perché dobbiamo mandare la pubblicità, via con la pubblicità. Adesso abbiamo in linea un papà che non c'è ancora. Allora aspettiamo, perché è caduta la linea, però dobbiamo ascoltare questo papà Giuseppe che deve dirci una cosa molto, molto grave, molto importante. Io intanto direi all'avvocato Riponti
abbiamo sentito questo appello accorato che sta facendo Patrizio Miatello per far capire l'importanza di essere ascoltati, avvocato, perché se Miatello parla così vuol dire che c'è ragion veduta, vuol dire che quello che sta raccontando è da verificare, è da controllare, devono dare delle risposte, ma esiste la trasparenza in questo Paese quando parliamo proprio di quello che dovrebbe essere la trasparenza del pubblico e del privato, perché qua non si capisce più niente, cioè la trasparenza non c'è da nessuna parte, parti del pubblico, parli del privato, parli di qualsiasi cosa, a un certo punto si chiude il sipario e non si riapre più e non si sa più niente, commissioni, stracommissioni, e poi alla fine rimani col cerino in mano, tu che hai perso tutti i soldi, che ti hanno imbrogliato, che ti hanno truffato. Pensi diversamente i giovani cosa dovevano andare in banca col commercialista? Cioè non so, perché adesso è talmente tanta la paura che avete visto, nessuno muoveva più i denari, tutti fermi sui conti correnti. Ma come fai a dare torto dopo quello che è successo? Ma di chi ti vai a fidare? Che dopo un secondo che hanno i tuoi soldi non sai neanche dove vanno a finire. Prego, avvocato Riponti. Effettivamente molte volte c'è da domandarsi come sia possibile che la cittadinanza abbia una conoscenza piena e attiva dei meccanismi di tipo giudiziario e anche di tipo politico in larga misura. Che v'è da dire? Che abbiamo un nemico terribile che è la burocrazia e i meandri della burocrazia, che spesso si nasconde dietro tecnicismi, procedure e tutta una serie di considerazioni aride, sterili, che dovrebbero alimentare il loro modo di procedere, ma in realtà creano spesso disorientamento e scarsa informazione. È necessario, e su questo sono assolutamente d'accordo, che il ruolo delle associazioni, dei cittadini che hanno sperimentato in prima persona problemi della giustizia, problemi legati agli assetti amministrativi e politici dei nostri enti territoriali, questo movimento di associazioni trasformi tante realtà che sono totalmente inadeguate. Per quanto riguarda il mondo giudiziario, v'è da dire che noi abbiamo anche molti bravi magistrati che si impegnano quotidianamente. Recentemente un pubblico ministero di Treviso ha concluso un'indagine di codice rosso in qualche settimana, addirittura facendo un percorso accelerato, cercando di dare risposte alla vittima di questa situazione. Però abbiamo veramente dei meccanismi che devono essere modificati, che devono essere trasformati, perché le vittime sono l'ultima ruota del carro in questo contesto e non dovrebbe essere assolutamente così, perché sono coloro i quali hanno le cicatrici sulla loro pelle di tutte le malefatte che si sono verificate, di tutti gli illeciti, di tutti i reati che si sono venuti a creare. E quindi è importante che ci sia questo attivismo che diceva benissimo il presidente dell'associazione Miatello, perché è un ruolo che spetta alla società civile. Allora, Giuseppe purtroppo non è più in linea, non ce l'ha fatta. E noi dobbiamo stare molto vicini a Giuseppe perché ha perso la figlia adorata non vedente. Pensate, ha chiamato questa mattina a Sveglia Veneti, poi non è riuscito a rimanere in linea, stava piangendo a dirotto. Pensate, noi parliamo del mal di testa, parliamo di tante cose, parliamo di salute, ma per questo Arte e Benessere è stato creato, per cercare di dare benessere a queste persone, che è una forma d'arte, perché se tu riesci a far staccare la spina a queste persone, guardando l'ambiente, partecipando a qualcosa, ammirando un quadro, una scultura, basta un attimo per staccare la spina da questo dolore. Io penso che abbiamo già vinto una battaglia, non la guerra non si sa se si vincerà, però una battaglia l'abbiamo vinta. Perciò papà Giuseppe, poi ti chiamerò, lo sai che ti chiamerò, ecco, tutta la Sveglia Veneti e Media Nord-Est si stringe attorno a questo papà, a questa famiglia, a questo grande dolore. Sai che noi ci siamo, specialmente Mirella, Giuseppe,
e quando ho finito la trasmissione ti richiamo, sai Giuseppe, un abbraccio grande grande e qualsiasi cosa tu abbia bisogno poi me lo dici, sai. Ciao Giuseppe. Allora Miatello, guardiamo anche queste immagini, anche per staccare la spina, che hanno fatto sorridere, hanno fatto capire l'importanza della voglia di vivere, della voglia di esistere. Guardiamo Miatello proprio le immagini al convegno che c'è stato, questo dibattito venerdì 8 marzo al Sant'Artemio. Cosa ha provato questo uomo forte, energico, di fronte a questa fragilità che diventa una roccia, che diventa una montagna, che diventa un qualcosa di importante? Adesso vedremo le immagini anche di Miatello, appunto, che partecipa. Prego Miatello. Io ho provato veramente qualcosa di straordinario, perché ho imparato Alessia e la sorella, ho imparato una lezione, cioè mi hanno arricchito. E veramente è stata qualcosa di straordinario vedere sta ragazza in carrozzina, cosa che io avevo provato anche con i risparmiatori, ma vedere sta ragazza che sua sorella gli dedica e poi semplicemente da un problema che loro vivono, quindi il fatto che ci siano tutti gli impedimenti, gli ostacoli a livello diciamo architettonico, loro cosa hanno fatto? Semplicemente hanno detto, invece di lamentarci, creiamo un blog per le persone che invece di trovarsi, come ha detto Alessia, e là mi ha affondato quando ha detto sì, sono rimasta fuori come un cane. Ma ci rendiamo conto? E questi invece di lamentarsi hanno fatto una cosa straordinaria. La sorella ma sono tutte e due professoresse di vita, due esempi, e tu hai fatto bene a farle parlare, perché questi sono i tesori che danno carica, a me dà più carica emozioni di questo genere, e deve caricare tutti, perché da questo noi possiamo partire, perché in una situazione del genere uno avrebbe tutte le giustificazioni, non mi muovo, cioè non è il mal di testa, come dicevi te. Quindi per me è stata... Anche se è grave anche quello. Ma certo. Poi ti trovi nella situazione di Giuseppe, a cui faccio veramente le condoglianze, e questi sono i momenti drammatici che bisogna stare vicini a queste persone, e ovviamente io come associazione, se hai bisogno, noi ci siamo. Allora andiamo a sentire, visto che ha partecipato a questo convegno, hanno partecipato anche tanti politici, c'era la regione, ecco, certo. Ce n'erano molte persone della regione che erano stati ospiti, e avete sentito chi ha seguito la trasmissione che hanno detto io ci sarò, in effetti c'erano. Allora andiamo a sentire cosa ha detto il consigliere regionale Marzio Favero. Bravo. Intanto un saluto a tutti voi, anche a nome del Presidente Zaia. Sono qui perché Mirella è un mastino da polpaccio, cioè, no, una volta che ti ha preso non ti molla più, no? Però bisogna ringraziarla e credo si meriti un applauso, perché è difficile trovare una persona che ci mette tanta passione e tanta determinazione. Il tema di oggi è un tema interessante, il rapporto fra arte e benessere. Io, essendo di formazione filosofica, non posso fare a meno di andare col pensiero a Schopenhauer, che diceva che di fronte alle sofferenze della vita, perché la vita ha i suoi risvolti belli, ma anche gli altri, quelli negativi, l'arte è un'opportunità per sospendere estaticamente il flusso della vita e per un attimo sottrarsi anche al dolore. Poi la sua concezione era anche un po' troppo pessimista. E secondo me barava anche perché poi si consentiva i piaceri della buona tavola. Però è vero che l'arte ha questo potenziale taumaturgico, quello di ridare un senso all'esperienza del vivere nel momento in cui questa esperienza sembra aver smarrito tale senso. Ma bisognerebbe anche superare quel pregiudizio ideologico che è tipico dell'arte contemporanea, che l'arte sia un fatto d'élite. Una volta l'arte non aveva confini con l'artigianato.
E anche il fare cose artigianali è un modo per riappropriarsi, dopo un'esperienza di dolore, la malattia, la perdita di una persona cara, di un rapporto diverso con l'esperienza quotidiana. Esperienza di artigianato che può essere anche semplicemente preparare una torta per i propri familiari, riordinare un giardino, risistemare la casa. Vi sono delle esperienze che noi trascuriamo che hanno a che fare con l'artigianalità e l'uso delle mani in rapporto alla creatività, che servono alle volte per restituire equilibrio anche a chi fa attività intellettuali, o forse soprattutto a chi fa anche attività intellettuali. L'incontro di oggi è importante anche per un altro motivo, perché raggruppa le associazioni. Un sociologo contemporaneo, Galli, ha detto che viviamo nella società dell'implosione nella privacy. Bene, le associazioni hanno un doppio merito. Il primo è che perché perseguono un obiettivo sociale, il secondo è perché ci sottraggono dalla chiusura all'interno delle mura domestiche. Ci consentono di ritrovarci e di tornare a fare comunità. Chiudo con un'ultima considerazione, visto che oggi è il giorno delle donne. Un'amica restauratrice mi ha chiamato questa mattina per ricordarmi che l'Italia è il 70%, si dice, si stima, del patrimonio artistico mondiale. Questo patrimonio artistico richiede continua manutenzione, cioè il lavoro dei restauratori. L'80% di chi fa lavoro di restauro è formato da donne. Quindi il patrimonio artistico italiano e la sua sopravvivenza è affidato soprattutto alla parte femminile. Mi sembra strano, a me no. E quindi un grazie di cuore alle donne, anche perché custodiscono una delle componenti fondamentali della nostra identità culturale e collettiva. Grazie, veramente grazie. Abbiamo in linea Piero da Treviso. Ciao Piero. Ciao Mirella, ciao. Dunque, io sentivo la vostra assetto quasi sempre con son casa. Grazie. Sentivo prima mia tello che si rabbia, si incazza, e garazon ma da sua parte, ecco, e pareva i politici dove sono. Dopo te parlavi prima di trasparenza, mi adesso faccio un esempio. Mi sono perito elettrotecnico vecchio stampo 75 e rotti, sono in pensione, in questo periodo mi sono messo a controllare le bollette de Asente gratuitamente, non voglio niente. Ecco, che è un disastro, che è truffe, ma che ne ho una in man che c'è scritto contributo mensile sulle voci dell'energia, su un'altra c'è scritto altri oneri di energia, chiamo il gestore e qua mi dice no, guarda, bisogna che faccia una mail. Alle mail, come che dice mio tello dell'Inps prima, non gli risponde mai. Ma è permesso che una bolletta sia talmente difficile da decifrare, quasi io devo rubare miliardi e miliardi perché milioni dei clienti. Questo vuoi dire? Grazie Piero, sentiamo cosa dice Miatello e poi l'avvocato Riponti. Sì, allora quello che dice Piero è vero. Noi non ci rendiamo conto che tutti i giorni ci stanno portando via i nostri sacrifici. Lavoriamo tanto di più, siamo stressati tanto di più per avere sempre di meno. Cioè, è una cosa, cioè questo punto, dalle bollette al carburante, a qualsiasi cosa uno ha bisogno, deve spendere e spende il 100% nel giro di 2 anni. L'olio 5 euro, 12,50 euro, stesso olio. Questa è la follia. Le bollette, io sono convinto di quello che dice Piero, è vero, ci mettono l'IVA sulla tassa, ma siamo arrivati alla follia. Noleggio del contatore, non si sa quanto che dura sto noleggio. Quindi io dico anche al professore, noi dobbiamo effettivamente, anche i professionisti come lei, bisogna creare una squadra come le associazioni e andare a svegliare, seguendo diciamo l'input della Mirella Sveglia Veneti, andare a svegliare l'Italia, perché noi abbiamo delle cose straordinarie e non abbiamo bisogno di essere portati alla distruzione e a dire ormai non c'è più niente da fare, ma tanto non cambia niente. No, non è così. Possono cambiare e la dimostrazione è stata quel venerdì 8 marzo dell'evento Arte e Benessere. Arte e Benessere, anche se uno è giù,
l'arte è curativa. L'arte può essere anche quella di fare uscire e tirare fuori i soldi, anche quella è un'arte. No, quella è un'arte. Vedremo se Miatello insieme a una squadra riuscirà a tirare fuori, avrà l'arte di andare a tirare fuori questi soldi che ci sono. Avvocato, lei, non so perché ma la chiamano professore, io la chiamo avvocato. Questa mattina è professore anche. Allora, avvocato Riponti, ma è possibile che non si riesca mai veramente ad avere luce e trasparenza su quello che si sa e non si vede, ma si sa? Si sa. Prego. Guarda Mirella, quello che ha detto il presidente Miatello è assolutamente vero. Le frodi ai consumatori, fatte magari in maniera poco percettibile, nascoste in massa di documenti o di perifrasi o di addebiti dai significati oscuri, ma le frodi ai consumatori sono un fenomeno terrificante, diffuso a 360 gradi e nascono da esperienze molto lontane. Dovremmo essercene resi conto, perché nascono da quelle famose teorie criminologiche della fettina di salame che risalgono a quasi 100 anni fa. Nel senso che quando le attività bancarie hanno cominciato ad avere una grande diffusione, ci sono stati alcuni criminali che operavano all'interno del mondo bancario che hanno pensato che spostando pochi centesimi da ogni conto corrente che era assoggettato al loro controllo, si potevano creare delle ricchezze illecite infinite. E queste fettine piccolissime erano poco visibili, ma cumulate con i grandi numeri determinavano dei risultati pazzeschi. Si chiamava la tecnica della fettina del salame. Oggi come oggi, dalle bollette ai conti correnti bancari, se non siamo consumatori attenti, rischiamo di subire prelievi non dovuti in maniera costante, in maniera continua. E purtroppo anche le authority che ci sono in Italia guardano magari situazioni più macroscopiche, ma perdono di vista il singolo povero pensionato che si vede taglieggiato illegittimamente con dei addebiti in bolletta che non dovrebbero assolutamente esserci. E allora quello che dice il presidente Miatello è assolutamente vero. Bisogna non rassegnarsi, bisogna creare il problema, crearlo a tutti i livelli e avere la motivazione, come hanno avuto Sara e Alessia, di dare un contributo per risolvere un problema. Loro lo hanno fatto col sorriso, noi professionisti lo dobbiamo fare con professionalità, le associazioni lo devono fare con la determinazione di essere portatori di una funzione importante per la società civile. Questo è quanto. Allora andiamo a vedere anche, prima di salutare gli ospiti, perché ormai l'ora è volata, andiamo a vedere, pensate, era aprile del 2023, Miatello, Banca Popolare Vicenza, Frati, chissà cosa vedremo adesso. Quello che dispiace è che qualcuno dopo la liquidazione ha insistito a fare cause e questo ai risparmiatori purtroppo è costato caro e salato. L'unica soluzione era il fondo dei conti dormienti che noi abbiamo individuato e con 4 governi siamo riusciti a far fare per alleviare le pene di migliaia di famiglie. Le amare considerazioni del presidente dell'Associazione Giustizia Risparmiatori Ezzelino Terzo da Unara all'indomani della sentenza del Tribunale di Venezia che ha bocciato la causa intentata dai frati del santuario di Monteberico contro il consiglio di amministrazione di BPV, accusato dai religiosi di non aver riacquisito nel 2014 le loro azioni. Una bocciatura costata cara ai frati dell'Ordine dei Servi di Maria, costretti inoltre a pagare 300.000 euro di spese legali. Un caso da manuale paventato già nel 2017 ai risparmiatori traditi delle ex banche venete da Patrizio Miatello, che ricorda che ora la battaglia è contro il tempo. Delle 320.000 famiglie di risparmiatori che inizialmente avevano fatto domanda di indennizzo, ora ne restano in campo 144.000. La liquidazione di quanto loro dovuto è però bloccato dalle azioni legali di rivalsa intentate da un gruppetto di 4.800 risparmiatori, senza speranza di successo, sottolinea Miatello. Se queste persone la smettono di far cause e diffide, le altre 138.000, 140.000 famiglie di cui
9.000 a Vicenza hanno bisogno di quell'indennizzo, di quello che rimane, perché quello che rimaneva, che sono 500 milioni, la gente li sta aspettando per salvarsi l'appartamento e la casa dall'asta. Quello che noi vogliamo e pretendiamo è che il governo, partendo da Vicenza, ci sia una pressione per rendere il più possibile diciamo urgente questo indennizzo che doveva e deve arrivare. Allora Miatello, ormai quasi un anno ad aprile di questa importante, abbiamo visto manifestazione, qui avevate anche i numeri, certo. Ma non basta, perché quando vai a toccare delle cose delicatissime, che vuol dire giustizia, che vuol dire governo, che vuol dire ministri, che vuol dire lo Stato che siamo noi, che devono dare risposta allo Stato. Io dico sempre che il governo è una cosa, lo Stato è un'altra. Lo Stato siamo noi e il governo deve dare risposte allo Stato che paga, che siamo noi, che viene truffato, che viene manipolato, che viene strumentalizzato. Prego Miatello, veloce, poi sono in chiusura. Un anno fa eravamo già a un risultato, perché all'epoca avevamo portato a casa 1 miliardo e 3, cioè 30% del costo investito accantonato in risparmi. Ecco, là io battevo perché c'erano le rimanenze, cose che siamo riusciti a avere col 10%, quindi 40%. Adesso dobbiamo fare la battaglia perché i numeri, io sono ragioniere, 1 più 1 fa 2. Quindi in sostanza ci nascondono qualcosina che si aggira sui 300 milioni e quindi quando lo Stato, che gli troviamo i soldi, che il sistema bancario con la fettina di salame ha portato via e ci porta via facendo dormire i conti, noi li individuiamo, ti diamo i soldi, non sono soldi pubblici, ma soldi che il sistema bancario in qualche maniera si è appropriato. Bene, adesso ti trovo, mi metti da 2 miliardi e mezzo, me ne levi via 1 miliardo e mezzo, di questo 1,5 miliardi me ne dai 1,3 e poi mi dici basta. No, mi dai i 200 milioni che avanzano più altri 100, perché nel frattempo hanno fatto 10.000 rigetti di persone che hanno sbagliato le domande, perché la legge era piena di insidie e questo è un assurdo. E allora la nostra battaglia col sorriso è che quei soldi erano 2 miliardi e mezzo, ne vogliamo un altro 1,2 miliardi, perché le vittime che sono state accertate devono essere indennizzate al 100%, non al 40%. Perché sono vittime? Perché c'è un'altra telefonata, ma la devo mandare, abbiamo Roberto da Vigo d'Arzere. Ciao Roberto. Ciao. Ascoltami, io volevo fare un paio di esempi. A me è successo l'altro giorno di sapere da uno studio di avvocati di Bologna che praticamente io avevo un mutuo con Anton Veneta tra il 2005 e il 2008. Adesso è il risultato che quel tipo di mutuo mi devono rimborsare alcune decine di migliaia di soldi. Una signora che ha interpellato lo stesso studio ha scoperto che deve essere risarcita di oltre 190.000 euro. La banca al primo tentativo ha rifiutato e quindi adesso deve andare in causa la signora per portare a casa i 190.000 euro. Perché? Perché le banche in quel periodo lì avevano a livello europeo fatto cartello sugli interessi. Ma gli altri, perché in Italia abbiamo da essere questi occhi da farselo? Non può. Bravo, si parla bene, bravo Roberto. Esatto, ma perché anche tutti questi governatori, questi politici, ste robe, tutti se bravi, tutti se buoni, portarsi a casa sei prima, Iuri, e gli altri andiamo a morire di fame. Io sono un invalido civile dal 2006, ho avuto un infarto a 40 anni con 3 bypass, ok? 10 anni fa ho ricevuto l'80% di invalidità in maniera definitiva non rivedibile. Lei ci crede che ogni anno l'INPS, pur di non pagarmi nulla, mi chiama e mi ha annullato l'invalidità? Pazzesco. Perché hanno detto che a Roma hanno ricevuto l'ordine di tagliare le pensioni oppure le invalidità che ci sono in Italia.
Ma questo io adesso mi devo prendere in mano un campo tutti gli anni, ogni 6 mesi, presentare, fare tutte le visite e rompermi le scatole. Ma dove è che stiamo devo andare? Ramengo? Cioè anche un invalido civile, per legge io devo ottenere minimo l'80%. L'ultima volta mi hanno dato il 67%. Ho dovuto fare 2 ricorsi, dopo 2 ricorsi me ne hanno riconosciuto il 75%. Ma se per legge mi spetta l'80%, per cosa mi ha detto? Ma l'INPS decidono loro. Ma perché? Ai paghemoni altri decide Iuri. Cioè, ma dove stiamo andando? Grazie Roberto, devo chiudere purtroppo perché ho già forato come il solito, però una risposta anche dall'avvocato Riponti a questa telefonata. Roberto, prego avvocato. La risposta è presto detta. Ben vengano iniziative che tengono sveglia la solidarietà sociale e l'atteggiamento vivo dei cittadini che non accettano una società che divora se stessa. L'INPS dovrebbe essere l'organo che aiuta le persone che hanno invalidità e invece nel caso che ci è stato riferito è diventata una controparte che non ha senso perché la finalità dell'INPS è la previdenza sociale e allora dobbiamo combattere contro questo malcostume, contro questa idea sbagliata di una istituzione ostile, nemica, chiusa. Invece dobbiamo creare istituzioni trasparenti e aperte e se questo non è, i cittadini devono sentire l'esigenza di impegnarsi. Però qua lo dico, però è anche vero che queste persone devono anche rivolgersi a quelle che sono le associazioni che si occupano anche di questo. Non puoi fare la battaglia da solo, no. Non ce la fai. Ti segano subito, tu devi andare a confrontarti con chi di dovere, con le persone competenti che ci sono. Voi non potete continuare a combattere da soli. Per quello io sto cercando di fare questo, perché l'obiettivo è proprio quello, che voi vi fermiate e voi al primo paletto vi fermiate perché non avete le armi per combattere, ma ci sono associazioni che possono tutelarvi e vedere se è proprio vero quello che vi dicono. Hai capito Roberto? Poi ti chiamerò perché è interessante questa telefonata. C'è qualcuno che si deve occupare della tua posizione, certo. Perché tu hai diritto di sapere la verità, non quella che ti dicono quelli che vogliono parlare, ma quelli che sanno la tua storia e vedere se è proprio vero così. Mi attello velocissimo. Allora, l'INPS allucinante è che tira sui diritti e poi gli si scrive che ha dei soldi che non sa e non risponde. Detto questo, voglio salutare tutte le associazioni di venerdì. Venerdì mattina sono andato a Chioggia dagli agricoltori e dai pescatori che hanno fatto un meeting. Che saluto e che penso che bisognerà condividere anche quella battaglia, perché senza agricoltori e senza pescatori che ci portano il mangiare sano alla tavola nostra la mattina non possiamo fare la fine che importiamo tutto e loro muoiono. Quindi agricoltori e pescatori ci siamo pronti. Anche con Mirella. Quindi pronti. Preparatevi. Grazie. Allora saluto veramente l'avvocato Danilo Riponti, avvocato e docente di criminologia di essere stato con noi. Grazie avvocato. Grazie a Patrizio Miatello, presidente associazione Zelina Terzo da Onara. Grazie pubblicità. La Protezione Civile di Padova ha chiesto la collaborazione delle sedi comunali della provincia per contrastare il maltempo nelle zone più colpite e così la Protezione Civile di Vigo d'Arzere, territorio colpito per gli allagamenti in via Busiago, via Cazzusto e via San Rocco, ha messo a disposizione i sacchi di sabbia già preparati per la prevenzione di eventi atmosferici gravi e che possono essere utilizzati ad esempio per proteggere le abitazioni. E così in queste ore sono stati consegnati i sacchi che Vigo d'Arzere aveva già in magazzino, mentre in caso di necessità sarà prestato a Padova il macchinario per prepararne altri o sarà lo stesso comune di Vigo d'Arzere a farlo. Intanto il livello del Muson dei Sassi, corso d'acqua che attraversa l'Alta Padovana,
aveva iniziato a salire, ma poi, complice una pioggia meno intensa, si sta abbassando in queste ore. Ed è con noi Adolfo Giordan, sindaco di Vigo d'Arzere, Lega Salvini, terzo mandato. Buongiorno sindaco, grazie di essere qui. Saluto anche l'avvocato Andrea De Checchi, assessore all'urbanistica e alla città dei servizi del comune di Treviso. Grazie avvocato di essere qui anche lei. Allora partirei proprio dall'avvocato Andrea De Checchi. Avvocato, tanti problemi, Park Vittoria, allagamenti, di tutto e di più, povertà, urbanistica. Cosa sta succedendo? Tanti cantieri aperti, prego. Beh, devo dire tante cose, alcune di esse chiaramente in qualche misura gestibili, alcune addirittura risolvibili da parte dei comuni, ma molte di esse naturalmente fuori dalla nostra portata. Certo viviamo un momento storico davvero complicato su tematiche evidentemente macro come il cambiamento climatico e gli elementi di natura meteorologica e catastrofale che danno vita a quelle disgrazie che leggiamo. E poi naturalmente abbiamo anche delle risposte da dover dare, quindi attraverso le opere pubbliche che, come ad esempio il Parco della Vittoria, fanno discutere. Però le due cose possono essere anche lette un po' assieme, no? Anche se chiaramente apparentemente completamente diverse, perché l'opera pubblica, le grandi opere non devono spaventare, noi non dobbiamo vivere nel paese del no, perché le opere pubbliche devono necessariamente rispondere all'utilità, quindi come tutte le grandi opere a volte possono essere invasive, però rispondono a problematiche della cittadinanza, in questo caso con un parcheggio, ma in altri casi ad esempio attraverso la salvaguardia dei bacini idrogeologici, quindi la salvaguardia delle nostre città, dei nostri comuni, anche dagli aspetti meteorologici e catastrofali. Allora, Assessore, una cosa molto importante però che bisogna darne atto, che questa città meravigliosa che ha 2 aeroporti, un ippodromo, poi vedremo ancora le immagini, abbiamo proprio una città dei turisti che mi diceva, avevo la Presidente dei tassisti l'altro giorno che ha detto che il turista rimane meravigliato quando viene a visitarci, ecco, proprio estasiato, proprio questa piccola Atene che abbiamo. Voi siete riusciti e state cercando di fare le fognature, che penso sia la cosa più importante che deve avere una città. Tutti ne hanno parlato, voi siete riusciti a iniziare questo lavoro determinante, fondamentale per chiamarsi Treviso città democratica e civile. Prego, Assessore. È un elemento fondamentale sul quale noi ci siamo battuti moltissimo, perché devo dire nel 2023 immaginare una città slegata dal sistema fognario è qualcosa che francamente non è concepibile, e quindi devo ringraziare tra l'altro ATS e il nostro settore lavori pubblici che hanno progettato, hanno finanziato assieme un'enorme quantità di opere in tal senso, anche con, devo dire, degli elementi di natura tecnologica e ingegneristica molto avanzata. Finalmente stiamo progressivamente aumentando in maniera esponenziale negli ultimi anni gli allacciamenti. Contiamo che da qui a un decennio il trend, dove fino a qualche anno fa avevi pochi cittadini collegati e molti invece autonomi, sia esattamente invertito e che quindi si vada verso una stragrande maggioranza di cittadini e di abitazioni e di residenze collegate al sistema di depurazione centrale. Allora, prima di passare la parola al Sindaco Giordan, volevo anche chiedere però, Assessore, questo Park Vittoria molto contestato. Lei parla con una persona che, oltre a conoscerci bene, io mi sono battuta per anni per questi parcheggi all'interno della città, è inutile che ce la giriamo. La città è un cuore pulsante, sì pedonale, però nella maniera giusta. Io mi ricordo le battaglie che facevo una volta quando sentivo i grandi imprenditori che dicevano tutti a piedi, sì, però loro avevano preso il palazzo in centro storico e si erano fatti il garage sotto il palazzo nel cuore della città.
cioè tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, allora tu sì e io no. Ecco, questa volontà invece di concepire una città pedonale però anche con dei parcheggi importanti, i parcheggi che veramente hanno un senso diverso da quello che era 40 anni fa, e sono cambiate le cose, perché qualcuno dice è lo stesso progetto, no, non è lo stesso, io l'ho visto, io li ho guardati i progetti, ho vissuto con i progetti per una vita e capisco se è lo stesso o non è lo stesso, però mi sembra che alla fine è qualcosa che migliori la qualità della vita della nostra città, anche dal traffico e dalle macchine, e si può parlare anche di pedonalizzare, però naturalmente poi ci sono i commercianti, gli artigiani, l'opposizione che dice no perché non va bene. Prego, Assessore. Ma guarda, tu sei stata una grande esponente del commercio cittadino e devo dire, ma soprattutto una grande esponente della conoscenza cittadina, e io continuo a dire che per prendere determinate posizioni innanzitutto bisogna conoscere la città. Ora, noi nel passato, anche devo dire facendo magari un mea culpa in alcune cose, abbiamo provato la dinamica degli scambiatori e è risultata una politica fallimentare, perché la città ha la necessità di avere un grande parcheggio, quindi una grande disponibilità di posti auto, a ridosso del cuore della città. Solo così si potrà arrivare alla pedonalizzazione, perché pensare di chiudere una città e non dare una risposta relativamente a dove deve essere messa l'auto porta solo a una conseguenza, la desertificazione di quella città, perché dobbiamo mettercelo in testa, che sia giusto o sbagliato, finché non cambierà il mondo del trasporto pubblico, finché non cambierà la cultura della bicicletta, la macchina è ancora uno strumento di movimento e una città capoluogo di 90.000 abitanti non può nel 2023 permettersi di non avere un parcheggio a ridosso del suo cuore, perché se vuole pedonalizzare qualcosa deve consentire al cittadino, al visitatore, al turista, al dipendente, al professionista, a chiunque ha necessità di andare vicino alla città, di poter portarci l'auto. Diversamente noi usciamo dai radar della frequentazione. Questa è in assoluto la verità. Chi conosce la città lo sa bene, certi cantieri sono decisamente invasivi, quindi lavoriamo per rendere il cantiere meno invasivo possibile, ma lo dico, spero che mi si creda, ma non avrei alcun motivo per dire qualche bugia, questa mattina venendo al lavoro alle 7:30 due amici mi hanno fatto una telefonata dicendo: Andrea, tu non sei assessore alla mobilità? Sì. Sono fermo da mezz'ora con le 4 frecce e non riesco a parcheggiare. Volete fare questi benedetti parcheggi? Questo è quello che la città ci chiede. Allora sentiamo cosa ne pensa Adolfo Zordan, sindaco di Vigo d'Arzere, terzo mandato, perciò anche lui una persona che conosce il suo territorio, ma soprattutto le opere da una parte devastanti per quelli che ci lavorano, perché io so cosa vuol dire che veramente tu devi capire e farti ascoltare e qualcuno deve investire, perché queste persone hanno anche diritto di lavorare e di sopravvivere ai lavori. Ecco, come commenta le parole dell'assessore De Checchi, Zordan? No, le commento forse in modo positivo, un po' meno positivo. Bisognerebbe capire sempre la morfologia dei nostri territori. Noi siamo purtroppo Vigo d'Arzere fra due fiumi, Fiume Brenta e il Museo dei Sassi. Noi siamo è un atto, quasi un'opera finita nella frazione di Tavo, l'ultimo stralcio da 1.400.000 euro per poter salvaguardare tutto quello che sta succedendo, gli eventi atmosferici violenti di questi ultimi tempi. Noi abbiamo fatto una scelta comunque come cubatura sul nostro territorio, guardiamo più alla rigenerazione di zone che erano artigianali e non sono più artigianali, salvaguardando
tutto quello che è il nostro territorio, diciamo, agricolo. Abbiamo molti chilometri di fossi dove bisogna intervenire, ci sono punti sinceramente che il Comune deve intervenire, deve fare la sua parte, però faccio un appello anche ai cittadini, specialmente agli agricoltori, che devono dalla loro parte tenere pulito il proprio tratto, che non è di competenza comunale. Comunque ieri sera in Consiglio Comunale abbiamo votato una convenzione con i consorzi per poter dare sicurezza a tutto il nostro territorio. Senta, Sindaco Zordan, ma non è che abbiamo tutti questi consorzi, queste autorità di bacino, e poi alla fine io qualche volta mi domando, ma ci sono o ci fanno? Perché poi io ricevo le telefonate dove si dicono che c'è immondizia dappertutto, specialmente adesso con le grandi piogge, tanta legna, tanta plastica, poca pulizia sui fiumi, sui canali. Lei cosa dice? Perché i cittadini anche si interrogano, ma questi consorzi che quando io li ospito dicono noi ci siamo, facciamo il massimo che possiamo fare, ma funziona proprio così, Sindaco? Beh, fino a noi con il consorzio dove abbiamo fatto degli appalti ha funzionato abbastanza bene. Poi dico che i rifiuti delle volte bisogna vedere, perché 2 sacchetti non fanno una primavera, insomma, di rifiuti per i fiumi. E sa benissimo che quando ci sono i fiumi in piena i detriti o altre cose possono venire anche da altri paesi. Io guardo quando, diciamo, siamo su un tempo dove non ci sono questi grandi problemi alluvionali, e il territorio, come lo vedo io, insomma, non è. Poi Etra, noi abbiamo Etra che fa la raccolta dei rifiuti, quando la chiamiamo anche per rifiuti speciali è sempre stata presente. Poi naturalmente, come tutte le cose, non funzionano alla perfezione, vanno sempre monitorate e vedere se si può fare di meglio. Comunque sempre l'appello che io voglio fare, visto che abbiamo una raccolta differenziata al 98% 96% e pagando delle tasse abbastanza o delle parcelle abbastanza alte, è inutile abbandonare i rifiuti per la strada, perché tanto poi è un costo ulteriore e non potremo intervenire in modo migliore. Ogni volta che faccio uscire il consorzio credo che ci sia una spesa per rifiuti lasciati per strada da qualche vandalo, perché chi lascia rifiuti per la strada non si può considerare che un vandalo. Cos'è che la preoccupa di più, Sindaco Zordan, in questo momento dove stiamo un po' barcollando, non è che siamo presi molto bene, specialmente le fragilità? Cos'è che la preoccupa di più? Vabbè, mi preoccupa di più. Noi stiamo intervenendo, come gli ho detto, adesso abbiamo un finanziamento per montare una pompa idrografica molto potente nella frazione di Saletto, abbiamo avuto un finanziamento di 450.000 euro, poi finanziamenti anche nostri. Le ribadisco che a tavolo noi siamo intervenuti, abbiamo quasi finito per fare tutti gli scogli nuovi. Mi preoccupa un po' tutti i tombini che abbiamo noi, le vie di uscita, di fuga dell'acqua, perché ne abbiamo 4.500 sul territorio e tenerli puliti tutti sa che lei un po' fatica. È vero che noi dobbiamo cambiare l'ambiente, dobbiamo fare verde, ma attenzione anche che poi il verde va mantenuto e non deve finire sugli scarichi di scolo o altre cose. Comunque mi preoccupa un po' più di tutto, a parte la nostra posizione tra i due fiumi, preoccupa nel senso generale cosa sta succedendo con queste grandi piogge, insomma questi grandi eventi che forse da anni non vedevamo e sono così intensi e arrivano da un momento all'altro che è difficile anche da gestire. Un'altra cosa che volevo sentire, Sindaco Zordan, è la sicurezza. I cittadini lamentano che c'è poca sicurezza anche quando escono, qualcuno ha paura di uscire dopo le ore 17, soprattutto anche questa sicurezza nella strada, pochissimi rispettano la segnaletica stradale, ognuno fa da te, questi giovani anche dei paesi che si riversano nei centri storici e fanno disastri. Lei le sente queste cose, gli anziani diversamente giovani come li chiamo io, che si sentono un po' abbandonati anche nei paesi, cioè non è che sia proprio tutto rosa per loro, perché noi parliamo molto di infrastrutture ma poco servizi alle persone. Cosa dice, Sindaco? No, lei forse ha ragione, noi comunque dico sempre la morfologia del territorio, noi abbiamo 4 frazioni, tra poco
un mese, credo poco più, è pronto un centro civico, il primo che è stato insomma finanziato da noi a Vigo d'Adria. Ieri sera proprio ne parlavo, visto che parliamo di persone anziane, di istituire un pulmino per le frazioni e portarli, perché purtroppo il nostro centro civico è sull'ex base misilistica e sarebbe un po' lontano, un po' scomodo per le altre frazioni, però stiamo provvedendo in questo senso. Per la sicurezza, e credo che Vigo d'Adria, i dati, poi sai, ci sono tanti che si lamentano o sono pochi che si lamentano. Per la sicurezza è successo un fatto che poi è un altro collegamento, che ieri un signore ha sparato 2 colpi in aria, con molta probabilità ci saranno delle ripercussioni. Ecco, questo qua è un fatto un po', diciamo così, però la sicurezza, volevo dire, noi abbiamo una stazione di carabinieri che funziona bene, abbiamo un nuovo comandante, i cittadini non possono dire, perché i carabinieri, come la nostra polizia locale, sono nel territorio. Certamente la sicurezza preoccupa sempre, però le forze dell'ordine stanno facendo il loro lavoro. Noi abbiamo bisogno dei nostri cittadini, perché segnalare un evento sui social può essere sì, avvertiamo la popolazione, ma la prima cosa da fare secondo me è avvertire le forze dell'ordine, e le forze dell'ordine avvertono il sindaco per avere una filiera dove intervenire in maniera... Poi noi abbiamo un gruppo di ragazzini, rispondo sempre alla sua domanda, ma sono monitorati. Il problema delle volte è anche però come sono istituite le leggi, perché abbiamo tutti i nominativi, li abbiamo presi, li abbiamo fatti, però sono minori, non se ne può parlare, ritornano dopo 2 giorni, si spostano da un punto o da un altro. Però posso garantirgli, faccio anche un appello a questi ragazzi di comportarsi bene, perché sono monitorati. Dopodiché credo che l'educazione primaria venga sempre dalla famiglia, io sono stato abituato così. La secondaria le affidiamo alle scuole, le affidiamo dei professionisti, ma i genitori devono prendersi carico di figli minori. Se un figlio minore sta fuori fino alle 2 di notte, io mi farei delle domande. Non ho un figlio minore fortunatamente, perché come le dice lei faccio parte di diversamente i giovani. Volevo dire una cosa, sono al secondo mandato, che prima mi ha detto il terzo. Ecco, volevo sapere se fa il terzo, così sappiamo. Farà il terzo? Guardi, mi manca ancora 3 anni, ci sto pensando. Posso dire anche alla mia età, 71 anni, magari finisco a 74, mi dia il tempo di pensarci. Perché... Io ho già scritto terzo, io sono convinta che farà il terzo. Da come si è espresso, io sono convinta che il sindaco Zordan farà espresso. Inutile che dica di no, sindaco. Io l'ho seguita molto attentamente quando parlava. Abbiamo Maria dalla provincia di Padova. Ciao Maria. Sì cara, buongiorno Mirella, ciao. Ciao. E niente, sei no, brava di più, poi hai degli ospiti sempre speciali. Io volevo stendere una parola proprio riguardo ai consorzi. Gira un mare di soldi nei consorzi, ma una roba che io conosco una segretaria che è venuta via perché si vergognava di essere dipendente del consorzio, nonostante un stipendio facoltosissimo che prendeva, è venuta via perché non la faceva più dagli imbrolli, il personale che non lavora, che si nasconde, che fa tutto quello che vuole. Ecco, altro che pulizia alle cose che devono fare. Solo soldi, anche quell'ente lì, e noi paghiamo. Paga pantalone, sempre. Oh, ma guardate che questa la mattina qui si sei... Maria, mi fai anche sorridere, perché veramente questa frase, paga il pantalone, ma è tutte le mattine frequentissima. Oh, sveglia Veneti davvero con questa trasmissione, eh? È proprio vero, poi ognuno fa le proprie riflessioni. Ecco, Maria dice quello che ha sentito, naturalmente, poi per carità bisogna stare anche attenti, perché c'è quello che funziona bene, c'è quello che funziona male. Sai, io non sparo mai nel mucchio, Maria, però è anche vero che qualcuno si pone anche questa domanda. Ecco, i controlli vengono fatti anche su queste realtà, chi è che controlla? Ecco, quello che vediamo è proprio tutto vero, oppure si potrebbe fare qualcosa di più? Perché sa, Sindaco, lei ha detto abbastanza bene, funziona abbastanza bene, ma l'abbastanza il cittadino sta anche stretto, perché paga e vorrebbe sentire bene, non abbastanza bene, visto i soldi di tasse che paghiamo. Detto questo, mi rivolgo all'avvocato De Checchi, anzi andiamo a vedere anche all'ippodromo
all'Ippodromo Sant'Artemio, che avevo invitato l'avvocato ma era impegnato l'assessore De Checchi, ma è venuto Mirko Visentin a fare i saluti a questa importante giornata. Ci siamo spostati da Villa Margherita perché c'è qualche problemino, ma lo stanno mettendo a posto. Ci hanno accolto all'Ippodromo Sant'Artemio in attesa di ritornare a Villa Margherita e andiamo a sentire cosa ha detto Mirko Visentin, consigliere a Palazzo dei 300 della Lega. Andiamo a sentire. Io non sono un bravo oratore come Marzio, che stimo, ogni volta i suoi interventi sono sempre interessanti. Io porto il saluto dell'amministrazione, stamattina c'è stata anche la premiazione, era presente anche la signora in comune di Treviso. Abbiamo rinnovato ancora la stima per un'altra donna, fatalità pochi giorni prima era deceduta la signora Luisa Tosi, che era stata premiata nel 2019 e abitava qui vicino. Treviso offre tante occasioni per trovarci, abbiamo degli spazi bellissimi e per la volontà di poche donne, perché purtroppo anche in Consiglio Comunale, quest'anno forse un po' di più, nell'ultima amministrazione comunale abbiamo un bel gruppo di donne che sono state elette, altrimenti prima c'era una grossa difficoltà a essere coinvolte, probabilmente per problemi di famiglia, per altre cose, ma quest'anno abbiamo più di 10 donne in Consiglio Comunale, che è una cosa che non è mai accaduta. Questo dà un valore aggiunto a tutto il Consiglio. Poi non so capire perché la Mirella non si vuole candidare in qualche maniera, perché farebbe un lavoro favoloso all'interno della nostra amministrazione, ma non ne vuole sapere e non so cosa farci. Qualcuno la comincerà prima o dopo, perché è una risorsa talmente importante. Va bene, non so, io ti faccio da sponsor sempre, continuo a farlo perché ci credo nella tua figura per l'impegno che ci metti in fare queste cose. Ti ringrazio, comunque io sono qui a servire, sono un povero servitore. Omaggio alle donne venerdì 8 marzo all'Ippodromo Sant'Artemio. Allora, Assessore De Checchi, l'importanza della figura femminile anche all'interno delle giunte, all'interno dei consigli comunali, vediamo sempre più donne anche sindache, ecco, anche nell'ambito dei tribunali, ma dappertutto, ecco, valorizzare la figura femminile, ma quelle che valgono però, perché ce ne sono altre che se non ci fossero sarebbe anche meglio, dico io, ma andiamo avanti. Prego, Assessore. Guardi, allora, io sono sempre stato un fautore, mi rendo conto che il concetto è assolutamente difficile, ma più che l'eguaglianza a me piace l'equità, nel senso devono essere messi tutti in condizioni pari, quindi devono avere tutti le stesse condizioni di poter emergere. Credo molto nella meritocrazia e a volte credo un po' meno nel genere, quindi io sarei sempre tentato di premiare la persona prima che il genere. È vero, e va detto con forza, va affermato questo in maniera assolutamente netta, che il mondo della donna per 1000 motivi ancora oggi ha un gap lavorativo, professionale, ed è qualcosa che non è per nulla concepibile in un paese civile, questo non può essere. Credo che però mettere tutti nelle condizioni di poter esprimersi al meglio significa in modo principale tener conto della diversità, perché le esigenze possono essere diverse, è giusto che una donna possa svolgere il suo ruolo di mamma e il suo ruolo professionale senza avere per questo delle difficoltà lavorative e non debba mai essere in condizioni di pensare di dover rinunciare a qualcosa perché il suo genere possa compromettere in qualche misura la sua capacità professionale o ciò che in qualche misura più le aggrada o di più ha necessità in quel determinato momento. Ecco, quindi io credo che questo Paese debba profondamente interrogarsi sul mettere tutti in condizione di poter svolgere al meglio le loro capacità e soprattutto debba dimenticare e perdere definitivamente quel retrogusto anche nella battuta, anche nello scherzo legato a una società patriarcale che non è più concepibile
in questo momento storico. Dobbiamo forse smettere anche di scherzare e di fare battute da questo punto di vista, perché dobbiamo crescere i nostri figli con delle idee chiare in questo settore, in questo ambito. Ecco, così forse magari più di noi, chi viene dopo, avrà davvero netti questi concetti, e tutti, sia uomini che donne, anziani, giovani, disabili e normodotati, in condizioni di poter al meglio poter svolgere il proprio ruolo all'interno della società. Abbiamo Nadia in linea, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno all'assessore De Checchi. Allora, volevo chiedere una domanda, sarà stupida. Noi che abitiamo, mi conosce perché sono venuta a parlare con lei, strada dei Tappi, possiamo passare sotto il comune di Silea, perché io da Treviso non ho ancora ricevuto niente. Silea ha incrementato le luci a LED, adesso l'illuminazione sotto Silea è come che fosse giorno. Il tratto di Treviso è buio pesto. Allora dobbiamo continuare ancora. Io vado a fare la spesa a Silea, vado in posta a Silea e per il comune quando ho bisogno devo venire a Treviso. Io trovo più giusto di passare sotto il comune di Silea. Al manco abbiamo un riferimento e anche dei servizi, perché la contarina, io ho il calendario di Silea, dunque quando fa Silea fa anche la via di Treviso. Il postino lo stesso, una volta no, veniva fuori 2 postini, 2 raccolte rifiuti, era un doppio. Ma allora cosa ho da Treviso io? Grazie, arrivederci e buona giornata. Molto chiara sempre Nadia, non solo il Molise vuole passare con l'Abruzzo, ma anche Nadia vuole cambiare il comune. Allora bisognerà dare delle risposte a Nadia, perché in effetti quello che dice, lei lo sa, poi l'ha anche incontrata, ecco, merita anche una risposta, è una cittadina che paga le tasse, che vuole chiarezza. Prego, Assessore De Checchi. No, assolutamente. Devo dire, senza nulla togliere naturalmente al comune di Silea, che è un comune assolutamente ben gestito, sul quale non mi permetterei di dire alcunché sui servizi, devo fare una premessa, poi però rispondo a Nadia in maniera più precisa. Amministrare una città che si avvicina ai 90.000 abitanti rispetto a un comune con un numero di abitanti completamente diverso ha delle difficoltà e delle criticità che non sono sempre equiparabili. Quindi bisogna sempre tenere un po' conto anche delle dimensioni e del contesto in cui alcuni provvedimenti vengono adottati, no? Detto questo, io la signora Nadia l'ho anche incontrata e ricordavo bene la tematica dell'illuminazione e mi collego qui un po' anche a quello che si diceva prima. Il governo, il Parlamento devono aiutarci, devono aiutare i sindaci, gli amministratori, anche con delle norme di natura generale che semplifichino determinati procedimenti, perché l'illuminazione a cui fa riferimento la signora, noi siamo in ritardo di 3 anni, questa è la verità. Perché? Perché ancora diversi anni fa abbiamo fatto un bando importante, tra l'altro un bando anche un po' avveniristico, nel senso non un classico bando per un appalto, ma un progetto di finanza, che è stato impugnato davanti al Tribunale amministrativo. La causa ha fatto sì che il progetto potesse partire molto tempo dopo. Finalmente adesso siamo arrivati alla progettazione esecutiva e quindi cominceremo a vedere la sostituzione dei corpi illuminanti con dei corpi a LED anche in tutto il territorio comunale di Treviso. Questo lo dico non per giustificarmi, perché ci mancherebbe assolutamente, credo che Nadia mi avesse fatto questa domanda ancora 3 o 4 anni fa, quindi è evidente il ritardo. Quello che voglio dire è che se consentiamo a tutti indiscriminatamente di fare ricorsi,
di appesantire le procedure, di non poter aggiudicare con i ricorsi pendenti, accade esattamente questo. L'idea di cambiare le luci 5 anni fa la vediamo realizzata 5 anni dopo perché restiamo fermi in tribunale. Allora andiamo a vedere velocissimi anche il Ponte della Libertà a Vigo d'Arzere, poi lo commentiamo e salutiamo anche il sindaco Adolfo Zordà. Andiamo a vedere. Auto a passo d'uomo, ma fin qui nessun problema. Le difficoltà nascono se passare dovesse essere un'ambulanza. Carreggiate ristrette da decenni sul Ponte della Libertà sul fiume Brenta, che segna il confine tra i comuni di Vigo d'Arzere e Limena e uno dei principali punti di accesso alla Valsugana. Da qualche giorno però, conclusi i lavori, sulla strada provinciale è stata ristretta la carreggiata che da Vigo d'Arzere porta a Limena, rendendo uniformi le larghezze dei blocchi, ma causando notevoli disagi agli automobilisti che ormai avevano preso le misure. Fabbricato nel 1954, sul Ponte della Libertà transitano ogni giorno 5.000 veicoli. La nuova viabilità ha creato caos e disagi, raccontano i sindaci, subissati dalle richieste dei cittadini che si sono rivolti anche alla nostra redazione. A causare i disagi maggiori sono i dossi installati dai tecnici della provincia, precisano i sindaci. I dossi non siamo stati noi a chiederli, non è stato il comune di Limena, è stata una scelta della provincia con tanto di protocollo che noi abbiamo ricevuto, perché dopo un giorno e mezzo che erano stati montati gli incidenti, noi abbiamo telefonato dicendo che c'era un pericolo. Non eravamo stati resi edotti di questa soluzione e questo ha creato dei problemi impossibili proprio da un punto di vista non tanto della sicurezza, perché adesso le macchine probabilmente attraversano a passo d'uomo il ponte, ma da un punto di vista del traffico è insostenibile la coda che si forma sia dalla parte di Limena che dalla parte di Vigo d'Arzere. Il sindaco Zordan ha telefonato alla provincia, il sindaco Tonazzo ha scritto una lettera chiedendo un incontro urgente al presidente Giordani e segnalando le difficoltà rilevate anche dal locale gruppo della Croce Verde. L'altro giorno ho fatto una riunione con la Croce Verde e gli autisti mi hanno appunto detto che è un ponte pericoloso, cioè i dossi sono pericolosi per il passaggio dei mezzi e quindi voglio dire, io apprezzo che da un lato si voleva evitare che le macchine si schiantassero sui blocchi, però è stata trovata una soluzione che è assolutamente impraticabile, insostenibile e dobbiamo assolutamente cambiare idea. Per quello chiedo fortemente che i dossi vengano eliminati. Al posto dei dossi e dei blocchi si studia il posizionamento di sbarre sui 2,5 metri di altezza e di portali con telecamere in attesa della soluzione che da decenni si aspetta, ovvero un ponte nuovo. Ecco, oltre al ponte di Messina, Zordan, forse sarebbe utile anche guardare i nostri ponti. Prego, come ci saluta Zordan? Abbiamo visto questo servizio? No, perché bisogna anche dire quando usciamo di casa siamo veramente messi male tutti quanti in generale. Prego Zordan. Sì, io credo che il traffico sia un po' dappertutto sulla nostra provincia, la viabilità va rivista. Le do forse ragione sul ponte di Messina, può essere utile, ma diciamo che sul nord-est la viabilità dà un po' da pensare e farei un appello al mio ministro perché insomma ecco, venga a vedere cosa sta succedendo nel nord-est. Allora, noi abbiamo le ultime notizie, non più tardi di ieri noi abbiamo avuto ancora un incontro in provincia con i responsabili. Sa benissimo, abbiamo fatto l'intervista anche sul ponte con Schiesaro che aveva la delega e ieri ci hanno mandato un facsimile per fare una richiesta di questi famosi varchi che noi stiamo valutando, stiamo con gli uffici rispondendo alla provincia perché chiedere la rimozione proprio di quei dossi. Poi il ponte, e non so Tonazzo poi se il sindaco di Limena si è un po' ripreso, bisogna vedere adesso perché il ponte non è pericoloso o pericolante da quello che sono le ultime notizie, però la provincia ha deciso anche sull'ultimo bilancio, adesso andremo a vedere dopo sabato, di fare un nuovo collaudo e classificare una volta. Veloce sindaco, perché sono in chiusura. Sì, una volta per tutti questo ponte. Faccio soltanto un appello, dico al mio sindaco e collega Stefano Tonazzo che anche il semaforo provoca code e pensare a una bella rotonda magari non sarebbe da buttare via l'idea. Ecco, io la vedo così. Visto che siamo il paese delle rotonde, una più una meno, ma facciamo dove servono le rotonde e perché troviamo delle rotonde dove veramente non servono. Grazie Adolfo Zordan, sindaco di Vigo d'Arzere, secondo mandato Lega Salvini, ma farà il terzo, vedrete se ha ragione la Mirella. Grazie all'avvocato Andrea De Chiara.
Checchi, assessore all'urbanistica alla città dei servizi. Si ricordi della Nadia, assessore, iniziate da lei, così abbiamo risolto il problema e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Cotolette al consumato di brodo. Uno degli ingredienti di questa ricetta è l'aceto balsamico. Numerosissime sono le notizie storiche che riguardano l'aceto balsamico tradizionale di Modena. Il termine balsamico, accanto alla parola aceto, appare per la prima volta nel 1700, come riportato nel registro delle vendemmie e vendite dei vini per conto delle cantine segrete ducali per l'anno 1747. Ingredienti per 4 persone. 500 grammi di fettine, 40 grammi di burro, 2 uova, farina, pan grattato, mezzo litro di brodo di dado, aceto balsamico, sale. Battete leggermente le fettine. Sbattete le uova appena salate. Infarinate le fettine e passatele nelle uova, poi nel pan grattato, scuotendone l'eccedenza. In un tegame scaldate il burro e fate dorare la carne da entrambi i lati. Versate nel tegame, sulle cotolette, il brodo tiepido. Coprite e cuocete a fuoco basso finché tutto il brodo si è consumato. A questo punto alzate la fiamma e versate nel tegame un cucchiaio abbondante d'aceto. Fate evaporare. Passate le cotolette su un piatto da portata e servitele subito ben calde. E buon appetito!